In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Fondi sviluppo e coesione, quasi 10 miliardi per la Sicilia. Firmato ieri al Teatro Massimo di Palermo l'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la regione siciliana. 6 miliardi e 800 milioni per circa 600 iniziative, una pioggia di investimenti concordati che saranno fondamentali per sviluppo e infrastrutturazione della Sicilia. Insieme ai cofinanziamenti si tratta di circa 10 miliardi. E l'opposizione guarda il dito. L'accordo storico per lo sviluppo della nostra isola si profila come una straordinaria occasione, ma l'opposizione non intende coglierla. Invece di una soddisfazione bipartisan, all'Ars va di scena la rancorosa accusa di passerella elettorale. L'opposizione si comporta come quel tale al quale indicavano la luna con il dito, ma quello continuava a guardare il dito. La presidente della concretezza, Giorgia Meloni, dimostra di non essere arrivata per caso e di avere le idee chiare. Ha saputo spiegare perché crede nell'accordo tra la Sicilia e lo Stato. Si tratta dell'accordo più rilevante in Italia e neanche un euro deve andare perduto. E ha concluso rendendo giustizia alla Sicilia. Qui c'è gente orgogliosa, non chiede la carità, ma di potersi misurare ad armi pari. Urso, Etna Valley, Priolo Gela, Termini Imerese. In Sicilia stiamo realizzando 3 importanti poli di rinascita del sistema produttivo, quello dell'Etna Valley, energia green e semiconduttori, quello del polo chimico green tra Gela e Priolo, che stiamo rilanciando, e quello di Termini Imerese, dove sorgerà un importante polo industriale. Lo ha detto il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso a Palermo. Musumeci, porti, Sicilia protagonista. Il mare torna ad essere protagonista e la competizione si vince con una rete portuale sempre più adeguata e innovativa al riferimento del trasporto di merci e persone. E la Sicilia è centrale in questa direzione. Lo ha detto il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in visita all'autorità portuale della Sicilia orientale, commentando le previsioni di 100 navi e 200.000 crocieristi nel porto di Catania per il 2024. Onorato, ancora un mistero la morte dell'imprenditore. Continua il mistero sulla morte di Angelo Onorato, marito della deputata europea della DC Francesca Donato, e anche se gli inquirenti non escludono l'ipotesi del suicidio, le motivazioni per un gesto estremo si fanno sempre meno concrete. Non si individuano reali problemi economici né familiari, sembra riaprirsi quindi l'ipotesi dell'omicidio. In piazza agricoltori e allevatori. Oggi in piazza Palermo agricoltori e allevatori siciliani che contestano alla Regione un comportamento non adeguato alla gravissima crisi del settore legata alla siccità. Dopo il corteo un presidio che proseguirà nei prossimi giorni davanti al Palazzo della Regione in piazza Indipendenza. Lettera aperta degli apicoltori. L'Associazione regionale apicoltori siciliani, ARAS, ha inviato una lettera aperta ai segretari di partito e ai candidati alle europee, un grido di dolore sul rischio sopravvivenza di 1 migliaio di aziende apistiche siciliane che da questo lavoro traggono l'unico reddito e sono a un passo dalla chiusura. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.